Inizia male l'anno del turismo delle radici voluto dal Ministero degli Esteri e sostenuto dal presidente Mattarella rispetto alla somma di 260.000 euro, per la verità già debole, prevista nel programma annuale 2024 approvato lo scorso settembre. Nel bilancio di previsione si legge che la Regione Veneto stanzierà solo 175.000 euro complessivi per tutte le attività già previste dalle associazioni che si occupano del complesso mondo dell'emigrazione. Un taglio di oltre il 30% che ha fatto infuriare il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. Mi sono appellato al Presidente della Regione perché ogni mese, se non anche ogni 10-15 giorni, ci sono imprenditori, ci sono uomini politici di origine veneta che visitano il Veneto, che visitano le nostre aziende, le nostre fiere. Se il sistema Italia mette 1 euro, il sistema Italia incassa 10. Concetto chiaro che non ha trovato una sponda a Venezia e che qualche problema causerà. Abbiamo un altro Veneto nel mondo, afferma il presidente di ABM, e il Veneto ha bisogno dei nostri discendenti collegati direttamente con i circoli che mantengono vivo il forte legame con le radici. L'anno delle radici è stato istituito dal Ministero, quindi dal Governo nazionale, che ne ha riconosciuto il valore. Mi sarei aspettato che almeno per l'annualità 2024 almeno non ci fossero stati ulteriori tagli rispetto alle cifre dell'anno scorso. Il 2024 vedrà la promozione turistica del territorio italiano attraverso i 70 milioni di discendenti italiani presenti all'estero, uno schiaffo rispetto all'opportunità di crescita economica e culturale del nostro paese, spiega De Bona. Andare a indebolire fino all'osso la voce di bilancio va a penalizzare le associazioni, la Trevisani nel mondo, la Vicentini nel mondo, la Veronesi nel mondo, la Veneti nel mondo, la Bellunesi nel mondo. Il taglio rispecchia una tendenza a cui le associazioni degli emigranti avevano risposto cercando fonti alternative per l'organizzazione delle loro attività. Però un passaggio, una riduzione su una cifra già risibile è veramente un colpo mortale.